Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. All'avvio del convegno la parola va al vicepresidente della Giunta e assessore della programmazione Giuseppe Fasolino, che ricorda che nella finanziaria è stato previsto un investimento di 70 milioni di euro. A seguire gli interventi dell'Authority del Mare di Sardegna Massimo Deiana, che si sofferma sull'esperienza green delle grandi navi da crociera che possono trasportare fino a 5.000 passeggeri, potendo contare su tecnologie sempre più green. Di idrogeno e i vettori verdi nella sperimentazione di una piattaforma di energie rinnovabili promosso dalla Nuova Sardegna e dall'Università di Cagliari parla anche il prorettore all'innovazione Fabrizio Pili. Di ammoniaca verde come vettore dell'idrogeno e combustibile alternativo modello Sardegna hanno invece trattato Domenico Greco, presidente di gestione industriali, e Daniele Basso di HBI Gruppo Italia, sottolineando le grandi opportunità offerte da ammoniaca e idrogeno per lo sviluppo dell'economia circolare nella nostra regione, ma anche in campo nazionale, con un hub nell'area industriale di Macchiareddu. Quando Alberto Leonardis ha preso in mano la Nuova Sardegna, ha pensato all'isola come un hub verde nel Mediterraneo, e questo forum che avete organizzato a Cagliari in facoltà di ingegneria ha delle prospettive straordinarie, perché ci porta addirittura verso l'idrogeno in un matrimonio con l'ammoniaca di cui nessuno fino ad oggi aveva parlato. Sì, questo è un evento che rappresenta un'avanguardia dal punto di vista della chimica di innovazione. Abbiamo ritenuto opportuno organizzare questo evento con l'imprenditore Greco, sia per l'eccellenza che rappresenta questo imprenditore negli investimenti che sta facendo soprattutto in Sardegna, sia per dare evidenza al fatto che in Sardegna è possibile fare molte cose di qualità collegate al tema dell'innovazione dell'ambiente e della innovazione della chimica. Dottor Leonardis, continua il matrimonio della Nuova con gli Atenei sia di Sassari, col quale addirittura avete dato vita a un mensile, e con quello di Cagliari che vi vede sempre con grande attenzione. Assolutamente sì, l'Ateneo di Cagliari è un Ateneo di prim'ordine, con grandi eccellenze e con grandi attenzioni su alcuni temi in modo particolare. Quindi ci fa molto piacere questa sinergia che abbiamo attivato con l'Università di Cagliari, e spero che ce ne siano successivamente. Dal mese prossimo la Nuova avrà un nuovo direttore, un direttore che arriva dal nord Italia. Perché questa scelta? Una scelta che in qualche modo da una parte pone il Di Rosa, che era direttore prima della Nuova, in una posizione più significativa, perché Di Rosa diventerà direttore editoriale di tutte le testate del gruppo. D'altro canto abbiamo bisogno di una persona con grandi energie, con una capacità di organizzare e gestire la squadra, con un'esperienza sull'editoria locale, quindi ci è sembrato opportuno portare Bedeschi alla Nuova, tenuto presente il fatto che Bedeschi è persona di grande esperienza, ripeto, sul fronte della gestione dei giornali locali. Nel suo intervento nel corso del convegno Giuseppe Fasolino ha sottolineato che mai c'era stato in precedenza un impegno così importante per portare, parlo di finanziaria, per portare la Sardegna allo sviluppo energetico. Si è parlato in questo convegno di green,
di hub e soprattutto abbiamo scoperto che ci sono grandi novità che riguardano il Sud Sardegna. Sì, abbiamo portato all'interno della finanziaria proprio per arrivare all'obiettivo della transizione energetica 70 milioni per l'efficientamento energetico degli uffici, dei locali pubblici. Questo è un segnale importante che la Regione ha voluto dare anche in continuità con un cambio di coscienza anche politica sull'ambiente e sull'importanza di vivere in un ambiente pulito. E c'è stata una presa di posizione netta, determinata da parte del vostro esecutivo sul fatto che voi volete gestire il riammodernamento energetico dell'isola senza essere lasciati fuori da questo discorso. Assolutamente vogliamo avere un ruolo da protagonisti, vogliamo creare quei presupposti per il pubblico e per il privato e vogliamo creare quei punti che sono fondamentali per arrivare all'obiettivo principale che ci siamo prefissati, che è quella di una Sardegna più pulita, una Sardegna più efficiente e un risparmio energetico per i nostri concittadini. Ed eccoci col protagonista del convegno, l'ingegner Greco, con il quale vogliamo parlare di questo progetto Sardegna, molto interessante. Abbiamo scoperto che nella sua iniziativa c'è un progetto che vede l'area di Macchiareddu come hub verde dell'idrogeno per la Sardegna. Sì, certo. Dunque, riprendo dalle mie parole di poco fa dicendo che abbiamo lavorato nell'ultimo anno e mezzo dall'acquisizione poi dal gruppo Eni dell'impianto industriale di Macchiareddu e dell'asset logistico appunto per progettare quello che a nostro parere dovrà essere il futuro dei prossimi 20 anni dello stabilimento, anche a servizio poi di tutto il distretto industriale. Quindi abbiamo progettato di costituire un hub, un deposito strategico di idrogeno verde sotto forma di ammoniaca verde, utilizzando gli asset che già ci sono e che quindi dovranno essere rivampati e rifunzionalizzati in questa chiave. E questa, diciamo, l'ammoniaca verde, che come sappiamo è il vettore più efficiente per incorporare e trasportare l'idrogeno, potrà essere fondamentalmente sia utilizzata come una componente del mix energetico diciamo, del distretto industriale, sia utilizzata come vettore idrogeno e quindi ritrasformata nelle sue componenti di idrogeno e azoto, ovviamente decarbonizzate a servizio anche delle altre aziende del distretto, come dicevamo. Abbiamo immaginato di avviare l'operatività di questo deposito strategico in un primo momento attraverso l'importazione dalle rotte I-West o I-East appunto che si stanno costituendo per questo vettore energetico e appunto utilizzare l'avviamento che sta derivando dai sempre più importanti investimenti che stanno, diciamo, crescendo a livello globale nell'idrogeno e nell'ammoniaca verde, per dare vita a una vera e propria filiera anche della ricerca e sviluppo sul territorio, quindi attraverso una collaborazione molto più stretta con gli enti pubblici sul territorio, quindi l'Università di Cagliari soprattutto in primis, e poi allargando anche questa filiera pubblico-privata ad altri nostri, diciamo, colleghi industriali, operatori industriali all'interno prima del distretto di Macchiareddu e poi della regione Sardegna. Ecco. Due curiosità, ingegnere. La prima: questo progetto fa parte o può entrare a far parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Allora, sicuramente sì. Noi abbiamo inteso prima di tutto a dicembre presentare la domanda di inclusione di questo progetto all'interno dei progetti strategici delle reti TEN-E, quindi dei progetti strategici sulle rotte di trasporto e distribuzione dell'energia all'interno dell'Unione Europea, e quindi una volta che questo ovviamente l'Unione Europea avrà eventualmente selezionato questo progetto, a quel punto poi anche di concerto con l'Unione Europea e il Governo valuteremo le modalità anche di inclusione del PNRR. Il fatto che recentemente l'area industriale di Macchiareddu sia diventata zona economica speciale vi ha interessato ancora di più?
Allora, noi crediamo che sicuramente la zona economica speciale potrà e dovrà essere una leva per l'attrazione di ulteriori investimenti rispetto a questo, e sicuramente lo sarà. Abbiamo intenzione di proseguire nel progetto indipendentemente dal fatto che poi la zona economica speciale per questo progetto, che è il progetto di appunto hub strategico di ammoniaca verde, ricada all'interno della stessa, perché riteniamo che il progetto sia sostenibile, abbia una sostenibilità oltre che ambientale anche economica e finanziaria di per sé. Quanti sono i dipendenti nell'area di Macchiareddu? I nostri dipendenti sono circa 100, diretti e indiretti, e quindi ovviamente adesso con questo progetto strategico credo che in questo progetto potremo trovare anche una leva di sostanziale sviluppo della nostra occupazione. Come mai a Cagliari per questo convegno assolutamente green? Ma il green ormai è tutto green, dobbiamo stare al passo, dobbiamo capire come si sta muovendo il mondo. Credo che oggi sia una grande opportunità per capire esattamente come anche la Sardegna può diventare protagonista. Ed era un caso veramente singolare quello di Alghero, che era stato scelto come direttiva del percorso a idrogeno, il primo d'Italia tra Sassari e Alghero, un treno che doveva essere all'avanguardia, e poi l'aeroporto in difficoltà. Certamente, non esiste pensare a grandi infrastrutture se poi la destinazione viene chiusa. Non solo, ma si sta lavorando per aumentare la capacità dell'aerostazione, quindi ci sono diverse incongruenze che vanno chiarite una volta per tutte. Clamoroso caso Alghero, una delle cose più tristi che sia accaduto al mondo dei trasporti, già in grande difficoltà della nostra Sardegna. Sì, eravamo molto preoccupati, siamo riusciti comunque tramite il movimento che il territorio ha voluto fare con tutti i suoi rappresentanti di categoria, sindacali, datoriali, insomma abbiamo fatto capire che Alghero non poteva rimanere in una condizione di precarietà. Abbiamo risolto, pensiamo, buona parte del problema, rimane però da risolvere l'altro aspetto che riguarda la continuità territoriale di secondo livello, che deve garantirci esattamente quello che garantiscono tutto il resto d'Italia, di collegarci non solo con Roma e Milano, ma anche con tutto il resto d'Italia. Credo che sia doveroso esattamente come avviene per le altre regioni, quindi continua la battaglia, non molliamo e siamo convinti di poterla portare a casa. E siamo alle conclusioni di questo speciale che ci ha portato a conoscere, lo dico come cronista e lo dico per i telespettatori che ci stanno seguendo, questo passaggio dall'ammoniaca all'idrogeno che non conoscevo. Sì. Indubbiamente l'idrogeno sarà uno dei vettori fondamentali del futuro energetico per tanti motivi. Una nota di colore: 46 anni fa in quest'Aula Magna si laureò in ingegneria chimica un giovanissimo, con una tesi: l'idrogeno quale fonte energetica ricavata dal sole. Mezzo secolo fa. 46 anni fa feci una tesi di questo tipo. Oggi certamente siamo avanti, possiamo affermare che si sta passando dalla fase sperimentale a quella attuativa. Alcune grandi società italiane stanno sperimentando l'immissione di una percentuale di idrogeno, per il momento intorno al 10%, miscelata con il metano nelle condotte, e questo ci fa ben pensare, perché ci auguriamo, almeno Confindustria si augura, che finalmente sbloccata la questione della dorsale si possa puntare effettivamente sul gas naturale liquido. Chiedo scusa, noi facciamo la dorsale dove sarebbe dovuto passare il gas e lì passerà l'idrogeno? Dove adesso passerà il gas, si incomincerà a miscelare il gas con l'idrogeno per avere un domani l'idrogeno quale unico vettore energetico veramente green a questo punto, ma soprattutto senza dipendenze dall'estero. Quello che io non vorrei mai accadesse
è che passassimo da una dipendenza dal gas russo a una dipendenza dal litio cinese, perché rendere esclusivamente elettrica una regione come la Sardegna, e poiché il sole ad una certa ora tramonta e il vento a un certo punto cessa, noi abbiamo bisogno di accumulare l'energia elettrica per poterla restituire in quei momenti, il che vuol dire sviluppare accumulatori e batterie, ma le batterie funzionano al litio e il litio lo produce la Cina, quindi noi non possiamo passare da una dipendenza dal gas russo a una dipendenza dal litio cinese. L'idrogeno invece è una fonte che fortunatamente noi abbiamo in abbondanza. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Un volano, uno strumento di accelerazione dell'economia regionale in grado di attrarre investimenti, favorire la crescita delle imprese già operative, la nascita di nuove realtà industriali e la creazione di nuovi posti di lavoro. Parliamo della grande novità per il futuro delle imprese isolane, la ZES, acronimo di Zona Economica Speciale. Un forum sul tema si è sviluppato a Cagliari, promosso da Garanzia Etica, in collaborazione con Unicredit, che si è detta pronta a dare il proprio contributo affiancando le imprese sul territorio che vorranno investire in queste aree e promuovendo le opportunità offerte in Italia e all'estero grazie al proprio network internazionale. Nel capoluogo, l'area della zona economica speciale è stata individuata nell'area industriale, dove le imprese insediate potranno beneficiare non solo di agevolazioni e vantaggi fiscali a supporto degli investimenti, ma anche di un sistema di semplificazioni amministrative per l'attività economica e imprenditoriale. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Panorama Sardo, e nei nostri percorsi dell'isola oggi torniamo da Garanzia Etica, lo facciamo con il presidente Enrico Gaia perché oggi si parlerà della ZES finalmente. Buonasera a tutti, sì, finalmente parliamo della ZES anche in Sardegna, siamo arrivati un po' in ritardo rispetto alle altre regioni, ma speriamo adesso con tutti gli attori in campo uniti di accorciare i tempi. La ZES è molto importante per attrarre investimenti dall'estero e dall'Italia, perché abbiamo bisogno di investitori da fuori per far
ricreare e far riaumentare il nostro PIL, visto che è un momento difficile, che sarà un momento ancora più difficile viste le problematiche di tassi di crescita e di difficoltà accesso al credito. Quindi ben venga l'intervento di Unicredit per darci una mano in questo momento. Presidente, abbiamo visto che è stato un convegno che era soprattutto di curiosità ma di aspettativa, sia per la regolamentazione ma soprattutto per la fattibilità della ZES. Sì, molti dei nostri imprenditori che sono venuti hanno già iniziato a mandare domande tutta la settimana. Non c'è ancora la consapevolezza dello strumento, quindi è il nostro obbligo, è il nostro dovere informare i nostri imprenditori a utilizzo al meglio di questo strumento. E gli imprenditori sono sempre attenti a tutto quello che è il mercato sardo ovviamente, ma con un occhio a quello nazionale. In questo momento siamo ai primi mesi dell'anno, la proiezione secondo il suo osservatorio per il 2023? 2023 sì, nei dati dell'aumento del PIL e nei dati borsistici sta andando bene, sono un avvio positivo. Tarda in Sardegna, quindi il nostro, ripeto, nostro compito è cercare di adeguare, correre sullo sviluppo che c'è a livello nazionale affinché anche i nostri imprenditori beneficiano di questa onda lunga. E mentre qui da Garanzia Etica lo ZES, la zona economica Sardegna, continua, noi parliamo col dottor Cadau, commissario straordinario. Sì. Commissario straordinario della zona economica speciale Sardegna, che si estende in tutta la Sardegna, nei porti e nelle aree industriali e retroportuali per una densità, per un'estensione di 2700 ettari. Questo convegno serve soprattutto a far incontrare le imprese con quelli che poi sono gli strumenti per approfittare di questo ZES che finalmente prende corpo. Sì, prende corpo, la ZES nasce nel mese di agosto con la piena operatività e la nomina di un commissario, quindi diciamo che oggi è pienamente operativa e le imprese, attraverso anche strumenti bancari come quello messo in campo da Unicredit, possono cercare di approcciare a degli investimenti con il supporto della banca al fine di finanziare gli investimenti stessi in un momento che non nascondiamo di grande difficoltà. Le aziende, sia quelle già operative ma anche quelle di nuova apertura? Sì, aziende in nuova apertura, aziende già operative, aziende già insediate nella zona economica speciale oppure aziende che intendono insediarsi. Questo è un primo passo, siamo all'inizio del 2023, questo è il secondo mese. Per il proseguo dell'anno, dal vostro osservatorio, questi tipi di convegni servono soprattutto a livello informativo ma anche a livello di realizzazione? Sì, diciamo che questi convegni servono sicuramente il primo anno, quindi per cercare di divulgare lo strumento, di promuovere la zona economica speciale. Naturalmente la promozione non può avvenire soltanto a livello locale, quindi oltre ai convegni ci sarà un'attività di marketing territoriale fuori dall'isola, fuori dal territorio, con l'obiettivo di promuovere, di raccontare quali sono i punti di forza di quest'isola e quindi dell'insediamento e l'attrazione di nuovi investimenti. Ci ha raggiunto Barbara Porru, presidente del CACIP. Presidente, buonasera. Questa ZES che prende forma, un suo pensiero in merito? Una grandissima opportunità per le imprese ma anche per la regione Sardegna per cercare di trainare finalmente lo sviluppo nella giusta direzione. Quindi colmare quelle diseconomie storiche che forse impedirebbero in questo momento lo sviluppo dell'economia produttiva. È stato un convegno, possiamo dire, atteso qui presso la sala convegni di Garanzia Etica, ma soprattutto c'è stato un interesse da parte degli imprenditori presenti sia per l'attuazione ma soprattutto avere le informazioni giuste. Assolutamente, questo non può che come consorzio industriale renderci felici, anche perché è un momento in cui chiaramente le opportunità vanno colte, gli imprenditori sono sicuramente caratterizzati principalmente dal coraggio, per cui è l'occasione giusta per investire, soprattutto anche con il supporto di un importante gruppo bancario. Prima di lasciarla le chiedo, dal suo osservatorio siamo ai primi 2 mesi dell'anno dove possiamo dire c'è molta fluidità, c'è molto ottimismo sia per quanto riguarda il regionale e il nazionale, ma le chiedo dal suo osservatorio le proiezioni per i prossimi mesi.
Al momento siamo in una fase forse interlocutoria con le imprese, si sta risvegliando moltissimo l'interesse per gli insediamenti produttivi e quindi confidiamo sicuramente in un'ottima riuscita di questo strumento. Grazie. Dottor Vacca, la ZES oggi ha preso forma, è stata lanciata in Sardegna, ma da un punto di vista imprenditoriale quanto la stavate aspettando? Ma sicuramente è una cosa importante per sviluppare il business anche nel sud della Sardegna, per esempio il settore nautico potrebbe usufruire della ZES, ma tanti settori, quindi io sono convinto che potrebbe anche aiutare a portare tante aziende dal nord Italia a investire nel sud Sardegna. L'importante è che gli investimenti fatti dagli imprenditori sardi e anche non sardi rimangano poi in Sardegna, continuano a lavorare e diano occupazione e sviluppo. La strada che si deve percorrere per arrivare agli obiettivi è sempre una strada che spesso la burocrazia rende tortuosa, ma oggi è emerso che grazie alla ZES ci sarà anche una facilità da un punto di vista amministrativo. E quella è la cosa principale, perché la burocrazia è quello che poi allontana gli imprenditori, soprattutto stranieri, dagli investimenti. Diciamo che noi italiani siamo abituati un po' alla burocrazia, però il fatto che la ZES ci aiuti, quello è una cosa importantissima, perché si possono fare dei progetti in tempi corretti e non aspettare anni e anni per avere le approvazioni. Ci ha raggiunto il Regional Manager Unicredit, Roberto Fiorini. Dottor Fiorini, è stato un convegno che ha visto protagonisti gli imprenditori, ma soprattutto la ZES che ha preso forma. Sì, assolutamente, è stata davvero una partecipazione straordinaria, molto calda, molto interessata, sono stati forniti contenuti sicuramente di spessore e io voglio ringraziare per l'organizzazione e anche per la possibilità di aver spiegato il ruolo di Unicredit come motore di sviluppo di questo territorio, approfittando anche delle grandi occasioni che la ZES ci riserva. Visto la sua esperienza che ci porta anche a un osservatorio nazionale, la Sardegna come viene collocata da questo punto di vista? Ma allora, la Sardegna è al centro del Mediterraneo, c'è una strategia che vede dai temi del gas ai temi della grande logistica portuale sicuramente delle grandi occasioni per un territorio come questo. C'è un tema demografico, un tema anche di occupazione ma di valore aggiunto che questa terra può esprimere, lo fa già in alcuni settori e noi pensiamo che possa essere un territorio su cui concentrare investimenti per lo sviluppo. Gli impegni come quelli di garanzia etica, come gli istituti di garanzia etica e gli istituti bancari ovviamente ha sempre il focus sulla cittadinanza, gli imprenditori fanno parte del tessuto socio-economico. Le chiedo, da questo punto di vista, i convegni aiutano a rafforzare i rapporti che ci sono fra le banche e i cittadini? Ma assolutamente sì, i convegni non sono occasioni esclusivamente di networking, serve anche quello ma direi che non è centrale, secondo me è importante che si sviluppino insieme dei contenuti per dotare le piattaforme di una forza di coesione che deriva da una condivisione strategica, di visione complessiva del futuro e delle opportunità. Questo è stato uno di quei convegni in cui a mio avviso siamo riusciti a fare sistema. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu. Vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Congresso regionale in preparazione del 41esimo congresso nazionale. 962 cooperative, 56.000 soci, circa 9.000 addetti per un fatturato globale annuale che corre verso il miliardo di euro, con l'agroalimentare che viaggia verso il 50% del prodotto totale. Sono i numeri del 2022 di Lega Coop Sardegna, che nel corso del congresso regionale ha anche presentato il piano di sviluppo verso l'obiettivo 2030. La cooperazione si avvia a giocare in un ruolo da protagonista in un percorso al passo con i tempi e con il piano di ripresa e resilienza. Le comunità energetiche e la produzione cooperativa di energia pulita nel territorio regionale sono il prossimo step, fortemente voluto dai vertici regionali di Lega Coop Sardegna. Sì, oggi teniamo il nostro congresso regionale, il 13°, in preparazione del 41esimo congresso di Lega Coop che si svolgerà a Roma il 2, 3 e 4 di marzo. Abbiamo tenuto le assemblee congressuali a Oristano, Sassari, Nuoro e Cagliari. Abbiamo avuto numeri importanti, partecipazioni importanti, sia esterne ma soprattutto interne, e quindi le cooperative che si sono confrontate che hanno dato ovviamente il vero valore aggiunto alle nostre assemblee. Daniele Caddeo è da tanti anni direttore del movimento di Lega Coop ed è forse la persona più indicata per parlarci dello stato di salute della vostra organizzazione. Paradossalmente in un periodo diciamo post-pandemico, perché abbiamo attraversato 3 anni difficili, possiamo dire che la nostra organizzazione è stata capace in questi 3 anni di fare sinergia, di stare assieme, di recuperare anche valori, ma soprattutto di sforzarsi ad avere una cooperazione differente che andasse oltre la pandemia, andasse oltre le difficoltà. Quindi lo stato oggi della Lega delle Cooperative in Sardegna possiamo dire che sia uno stato sano, se parliamo in termini medici, sano e di prospettive sicuramente positive. Daniele Caddeo è anche responsabile del settore che riguarda le produzioni enogastronomiche dell'isola. Lega Coop Agroalimentare, esatto, sì, siamo ovviamente fortissimi sul vino e sul formaggio, avete visto i numeri di questi 2 anni delle campagne latte per quanto riguarda il lattiero caseario ovicaprino, importanti successi anche nel vitivinicolo. Ritengo che attualmente ci sia la necessità di fermarsi in entrambi i settori, rodare un tantino la macchina e capire realmente rispetto a tanti alti e bassi che abbiamo vissuto come creiamo una prospettiva importante per almeno i prossimi 5-10 anni. E siamo adesso al momento della cooperazione con uno sviluppo in campo nazionale nel settore alimentare e sicuramente chi coordina questo settore in Italia è in grado di dirci come sta andando, nonostante l'inflazione, come vi state organizzando. Ma in questo momento la distribuzione sta attraversando un momento particolare. Hai detto bene tu, l'inflazione importante che si riversa sulla spesa degli italiani, sul carrello medio. Noi stiamo cercando di contenerla, di non scaricare tutto sull'aumento dei prezzi, ma c'è veramente una rincorsa dei listini, soprattutto delle materie prime, a crescere. Diciamo che le vendite in questo momento sembrerebbe ne usufruiscono anche positivamente, perché è chiaro l'aumento dei prezzi, l'inflazione fa crescere i prezzi e fa crescere l'incasso. In realtà io sono molto preoccupato, perché appena gli italiani poi si troveranno a fare i conti con la spesa che cresce, i consumi di energia, è chiaro che ci saranno delle scelte da fare e temo che alcuni consumi possano cambiare. Alcuni settori, soprattutto magari quelli dei discount eccetera, possano anche avere degli sviluppi negativi dal mio punto di vista,
e quindi sono abbastanza preoccupato. Come Lega, diciamo che come Lega delle Cooperative cerchiamo di favorire il lavoro delle filiere, soprattutto quelle agricole, soprattutto quelle territoriali, in Sardegna in particolare, per cercare di mantenere competitivi i prezzi e la qualità di sempre. D'altro canto le cooperative in Sardegna rappresentano eccellenza dal punto di vista agricolo. Quindi c'è una grande attenzione da parte dei vostri punti vendita per i prodotti del territorio? Beh, assolutamente sì, diciamo che come Conad noi circa un terzo delle nostre vendite le facciamo con i prodotti locali, quindi è evidente che stiamo molto attenti. Di questi produttori locali molti sono cooperative, soprattutto il mondo agricolo in genere è il nostro fornitore storico da sempre, siamo cresciuti assieme, quindi noi siamo molto attenti. Ho visto che ha partecipato 2 settimane fa al forum di Coldiretti, dove si parlava delle problematiche dell'ortofrutta. Sì. Sono grandissime. Sì, il settore ortofrutticolo sta attraversando un momento veramente difficile. Il clima così un po' diversificato non aiuta le produzioni. C'è da fare molta programmazione. Da questo punto di vista la distribuzione in Sardegna ha dato la disponibilità a Coldiretti, comunque ai produttori, di trovarci, di fare un tavolo congiunto, vedere se riusciamo a pianificare le produzioni per le stagioni prossime, e questo dovrebbe portare dei vantaggi sia soprattutto agli agricoltori ma anche a noi. Siamo in grado di pianificare prima ciò che acquisteremo, a quanto lo acquisteremo, e quindi fare una politica anche rivolta al consumatore da questo punto di vista. Simone Gamberini è il candidato più autorevole ad essere il nuovo presidente di Lega Coop per l'Italia. La sua esperienza è nel settore finanziario, Coop Fond, direttore generale, un settore che sta andando benissimo, almeno noi abbiamo i dati della Sardegna, addirittura una crescita a 3 cifre. Sì, il mondo cooperativo in questi ultimi anni ha saputo crescere, interpretare le sfide che queste tante crisi ci hanno posto, in particolare la capacità di guidare anche il processo di transizione verso la sostenibilità, che vede in questi territori la possibilità di valorizzare insieme il territorio, le ricchezze di questo territorio, e anche la sua capacità di essere naturalmente sostenibile se appunto utilizza l'impresa cooperativa, hanno portato numeri di crescite importanti, soprattutto sulle filiere dell'agroalimentare o nella nascita di quella cooperazione sociale e culturale che oggi consente anche di ridurre, diciamo così, le distanze e i disagi nei diversi territori, anche nelle aree più esterne. Come Coop Fond a livello nazionale abbiamo sostenuto questo processo di crescita, affiancandoci a Lega Coop Sardegna in tutti quei processi di integrazione, fusione, costituzione di nuove cooperative attraverso il progetto Coop Startup, che penso abbia aiutato, supportato questo processo, che però aveva visto l'associazione sviluppare un'attività di promozione che ha messo al centro le persone, i soci delle nostre cooperative, e la possibilità di crescere in modo sostenibile in un territorio che ha bisogno, noi pensiamo, della dimensione cooperativa per poter crescere con minori disuguaglianze. Nella finanziaria 2022 la Regione Sardegna ha avuto un'attenzione straordinaria verso il mondo della cooperazione. Assolutamente, penso sia il risultato di un lavoro che ha portato l'associazione a mettere al centro anche dell'agenda politica dell'amministrazione regionale il tema cooperativo e dell'impresa cooperativa come opportunità di crescita del territorio. Le politiche che sono state realizzate nella direzione del sostegno ai percorsi di formazione, piuttosto che quelli dell'inserimento lavorativo, piuttosto che l'affiancamento che c'è stato su molte delle filiere dell'agroalimentare che caratterizzano il mondo cooperativo, è stato sicuramente importante. L'intervento che con le finanziarie regionali siamo riusciti a fare, condividendo con una convenzione insieme agli strumenti finanziari cooperativi l'idea di sostenere la crescita e la patrimonializzazione delle cooperative, è stato sicuramente un intervento originale che ci ha consentito anche di rappresentare in altre regioni d'Italia questa possibilità come opportunità per patrimonializzare e favorire la crescita delle cooperative. Grande attenzione, siamo alle conclusioni, per le comunità energetiche. Lega Coop in Sardegna sta puntando molto su questo settore che è il futuro anche per l'isola.
Assolutamente, fa bene. Nelle scorse settimane abbiamo incontrato il ministro Pichetto Fratin, abbiamo capito che nelle prossime settimane usciranno finalmente i decreti attuativi. Noi dovremmo essere pronti a costituire comunità energetiche in forma cooperativa. Pensiamo sia il modo migliore per consentire di far rimanere quel valore aggiunto che può essere rappresentato dalla produzione del consumo dell'energia sui territori. Questo è il valore più grande delle comunità energetiche. Oggi spesso rischiamo che le comunità energetiche vengano promosse e proposte da grandi multi-utility, grandi gruppi nazionali che però estraggono solo valore dai territori e lo portano da altre parti. La comunità energetica in forma cooperativa consentirà di mantenere quel valore aggiunto sui territori a favore delle comunità, dei cittadini, ma anche dei comuni, dei territori. Pensiamo possa essere un'opportunità di crescita, quindi non solo per il movimento cooperativo, ma anche per le comunità e per i cittadini che potranno risparmiare, ma al tempo stesso dare un contributo importante alla crescita sostenibile del territorio. E da Simone Gamberini, che sarà prossimo presidente all'inizio di marzo di Lega Coop per quel che riguarda il campo nazionale, eccoci a un signore che come Gamberini conosce molto bene il mondo della finanza, che ha sostenuto la Lega in questi anni difficilissimi. Grazie, per noi questa è un'occasione di finanza e vogliamo che sia un'occasione di finanza sostenibile. La finanza sostenibile non è uno dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030, dei famosi standard goal, perché li comprende tutti, rappresenta le risorse finanziarie per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Oggi l'obiettivo, la vera scommessa è quella di trasformare questa crescente pressione delle regole, soprattutto delle norme, a partire dall'Europa, la Banca Centrale Europea nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, trasformare questa pressione regolamentare in un approccio volontario e strategico. Le imprese, noi come Lega Coop cerchiamo e vorremmo svolgere un ruolo primario da questo punto di vista, devono in questo momento perseguire in maniera non obbligata dalle norme, dall'esterno, ma in maniera volontaria e consapevole il valore della sostenibilità, perché c'è un 80%, questo ormai è statisticamente assodato, del valore di un'impresa, di qualsiasi impresa, che è sotto la superficie del mare, che non si vede. Sono i valori intangibili dell'ambiente, del sociale e della governance. E non è il valore degli azionisti. Il valore degli azionisti è quello che viene fotografato dal bilancio di esercizio. Fuori dal bilancio di esercizio c'è il valore per i dipendenti, per i fornitori, per i clienti, per la collettività. In generale il valore sociale, ed è questo che l'impresa deve estrarre e deve sempre più far emergere. Non è facile, le piccole e medie imprese, vorrei dire fare un'ultima considerazione, soffriranno molto questa evoluzione verso la sostenibilità, perché sono in ritardo, evidentemente un ritardo culturale, ma non neanche gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità che invece hanno e avranno le imprese sopra i 250 addetti e le imprese quotate. Il rischio è quello che potranno essere spiazzate per esempio dal credito bancario, che dovrà invece erogare il credito sulla base di informazioni di sostenibilità. Crediamo, e l'abbiamo scritto nel nostro documento congressuale, che uno dei compiti, al di là degli strumenti finanziari, uno dei compiti dell'associazione di Lega Coop, sicuramente nei confronti delle sue cooperative, sia quello di fare educazione finanziaria e di aiutare a raccogliere quelle informazioni di sostenibilità che poi servono alle banche e alla comunità finanziaria per poter dare credito e poter far arrivare la finanza alle imprese più piccole. Claudio Azzoli, si conclude un percorso che vi ha visto impegnati dall'inizio dell'anno in tutta la Sardegna, da Olbia fino a Cagliari. Sì, abbiamo fatto le 4 assemblee territoriali, molto partecipate, con un bel dibattito e un bel confronto. Siamo arrivati con un documento congressuale, l'abbiamo migliorato e quindi oggi siamo al congresso per scegliere una linea di mandato per i prossimi 4 anni.
Com'è cambiato il mondo della cooperazione, il vostro mondo in questi 13 anni? È cambiato che siamo cresciuti in tutti i numeri, rappresentiamo oggi quasi 1000 cooperative, 1,7 miliardi di fatturato, oltre 50.000 soci. Siamo anche una delle regioni dove la cooperazione sta crescendo meglio, anche in termini di utili aziendali. Quest'anno per esempio sul bilancio 2021 rispetto a tutte le regioni del Mezzogiorno della cooperazione siamo quelli con la crescita maggiore, più 220%. Negli ultimi 4 anni di mandato hanno aderito a noi 149 cooperative, alcune già esistenti, molte nuove, di giovani, innovative, nuove attività che non c'erano, quindi crediamo appunto, siamo felici di come stiamo andando. Qual è il segreto? Il segreto è fare le cose assieme come sempre, in un mondo dove da soli non si arriva da nessuna parte, per crescere anche in termini dimensionali bisogna mettersi insieme agli altri, scoprire, lasciare l'ascensore aperto, quindi individuare i talenti ad ampio raggio senza scelte verticistiche e dare valore ai giovani. Questo era ieri ma oggi un po' di più la sfida. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In Sardegna non nascono più nuove imprese, o meglio ne nascono pochissime e il dato è tragico. Nel 2022 sono nate solo 469 nuove attività, il 33,2% in meno del 2021, un numero del tutto insufficiente a compensare le oltre 1500 imprese che hanno abbassato per sempre le saracinesche. Lasciamo il mondo della cooperazione, parliamo di commercio e in questo caso le notizie sono meno positive perché, Presidente Bolognesi, ho visto nel fine settimana il vostro report che riporta solamente dati negativi. Io vorrei guardare il discorso in prospettiva perché ormai il trend negativo dura e persevera da anni. Non abbiamo purtroppo ancora toccato il fondo perché al di là dei dati molto preoccupanti che ci parlano di 1500 chiusure in un anno, quindi di 5 negozi al giorno, e sono dati assolutamente drammatici,
quello che veramente preoccupa è la prospettiva del futuro. Per riallinearci a quella che è la media nazionale, che dice che i negozi ogni 1000 abitanti sono all'incirca 12, la Sardegna è ancora a 14, quindi abbiamo ancora 2 punti da scontare, il che significa che questo trend, questa selezione darwiniana che ci consegna al libero mercato comporterà sicuramente ancora tante chiusure. Lei ha osservato che ci sono tante persone che non conoscono il mestiere che stanno bruciando i loro soldi nel settore del commercio. L'autoimpiego sicuramente è la misura estrema per trovare un posto di lavoro. Tant'è vero che è significativo che il dato di percentuale ogni 1000 abitanti è più alto laddove c'è poco lavoro. Quindi questo comporta anche dei piccoli drammi familiari, cioè spesso e volentieri troviamo il padre di famiglia che ha finito il proprio percorso di lavoro e mette il proprio TFR a disposizione del figlio nell'illusione che creare un'impresa commerciale possa significare la soluzione del problema occupazionale del proprio familiare. Non è proprio così. Oggi non ci si può improvvisare senza avere un business plan completo, senza capire quali sono i nostri competitor. Noi vediamo dei negozi che nascono senza considerare qual è il contesto. Alle volte c'è una saturazione perché in quel quartiere o in quella città ci sono già tanti negozi specializzati in quel tipo di comparto e vediamo questi avventurosi che senza guardare quale può essere la concorrenza o la saturazione di quell'articolo aprono in una maniera così improvvida. Questo vuole significare che ci vuole sempre uno studio, ci vuole sempre una conoscenza, uno skill particolare per capire dove si sta andando. Io prima parlavo di selezione naturale, è figlia di questa liberalizzazione che non è altro che una deregulation. Non si può consegnare il futuro del piccolo commercio alla liberalizzazione fatta in questo modo. La liberalizzazione che vede sicuramente i più forti avvantaggiarsi anche di una fiscalità di vantaggio, hanno una fiscalità diversa dal negozio di vicinato perché la sede è delocalizzata in chissà quale paese con una fiscalità diversa, hanno un potere di propagazione, di marketing imparagonabile a quello che può avere il piccolo negozio. Sintetizzo, è la legge del più forte, dove il piccolo negoziante sicuramente sta nuotando in una vasca, in un acquario di pescecani. In un'intervista recentissima per l'annuario economico della Sardegna, lei ha rilevato che in Sardegna si aprono troppi punti vendita che riguardano la ristorazione. Ma questo diciamo che ripercorre il trend che ha un impatto molto importante verso il turismo, verso un cliente importato e quindi si percorre quello che la parte, il trend economico suggerisce. Non è certamente una soluzione perché anche qua ci vuole una pianificazione. Un buon amministratore deve saper provvedere qual è la distribuzione sia dei locali commerciali, in senso stretto, sia dei locali di ristorazione e di pubblici esercizi. Quindi lei sta chiamando in causa il comune? Beh, io dico che i piani urbanistici commerciali, come il piano urbanistico commerciale regionale o comunale, non ne ho traccia, non ne ho memoria, appartiene all'alveo delle buone intenzioni, così come dall'alveo delle buone intenzioni appartengono i dettami della legge 5 che parlano di equilibrio tra le varie grandi forme distributive e le piccole forme distributive. È tutto disatteso perché non c'è una norma che in questo momento appena contingenti le aperture dei piccoli negozi. L'intervento della Regione in finanziaria vi soddisfa? Beh, intanto c'è da sottolineare che è una novità assoluta, che per la prima volta dopo parecchi anni ci sia una disponibilità finanziaria di aiuto per i piccoli negozi e questa è già una grande novità e quindi diamo atto all'assessorato al commercio che ha prestato questo tipo di attenzione. Questa è la parte che attiene alla finanziaria e la parte normativa, il buco nero, cioè bisogna ritrovare delle forme che diano significato alla parola equilibrio, come dicevo prima. Voi insieme
Al settore dell'edilizia siete le pecore nere nel settore del credito. Ma noi siamo assolutamente schifati dalle banche. È vero proprio la regola che diceva ti do l'ombrello quando c'è il sole e te lo tolgo quando piove. Ecco, questa è la regola delle banche, perché in questo momento essere commercianti, essere dei piccoli imprenditori nel settore commercio è un qualcosa di, come dicono i dati, un settore assolutamente a rischio. Quindi è molto facile dover dire quando rischi non dividiamo il fattore rischio, invece quando vai bene sono lì pronto a sostenerti perché so che ci sarà un ritorno. Mi regala una cosa positiva in chiusura di questa intervista, in proiezione 31 dicembre, prossimi 10 mesi. Beh, le cose si fanno insieme, le cose si fanno assolutamente insieme, quindi bisogna un po' contestualizzare. Non a caso io dicevo, qui c'è bisogno dell'amministratore, è l'amministratore l'arbitro della situazione, ognuno deve giocare il suo ruolo. In questo momento quello che manca è una normativa che metta i vari player a giocare una partita con delle regole certe e che diano delle garanzie di equilibrio e di imparzialità. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere che ne sei? È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Pensate ad un mondo sempre più green, dove nel mare lungo le coste della Sardegna non vedremo più le scie delle barche da diporto a motore, ma solo scafi a vela, canoe e pattini. Pensate ad un territorio regionale con l'alternativa di 3.500 km di strade dedicate al viaggio romantico in bicicletta da Santa Teresa di Gallura a Cagliari. È stato presentato un bel volume che affronta quest'ultimo tema finora poco trattato nell'ambito della ricerca: il progetto delle reti di ciclovie di lunga percorrenza. Nei prossimi decenni in Italia le infrastrutture ciclabili assumeranno un ruolo strategico per il raggiungimento di obiettivi come la transizione verso la mobilità attiva degli abitanti, lo sviluppo del turismo sostenibile, il rilancio economico e il ripopolamento delle aree interne.
edito da Feltrinelli, Paesaggio con bicicletta è stato curato da Italo Meloni, docente della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari, e dal collega Riccardo Palma del Politecnico di Torino. Valerio, buonasera. Siamo in un'aula storica del centro storico di Cagliari, l'aula magna di via Corte d'Appello, che ospita chi studia architettura, restauro dei paesaggi, un'ingegneria un po' particolare, anche straordinariamente feconda. E sono con il professor Italo Meloni, che però parla di altro, ma parla di altro senza essere lontano, anzi al centro di quello che è l'argomento: la sostenibilità, il saper vivere bene, attrezzare le comunità a rispondere alle nuove esigenze. Professore, un paesaggio di biciclette è un titolo straordinariamente evocativo, perché? Ma perché diciamo che la bicicletta è un veicolo antico che ha saputo rinnovarsi, perché con oggi le biciclette a pedalata assistita, la bicicletta è una di quelle occasioni per poter conoscere, leggere, inserirsi all'interno del paesaggio in modo sostenibile da parte di tutti. Perché un tempo sembrava che questa tipologia di mezzo per fare cicloturismo, per esempio, insomma, le ciclovie di lunga percorrenza sono quelle che attraversano il territorio, fosse appannaggio soltanto dei ciclisti esperti, di quelli che si allenavano. Oggi invece con questo mezzo innovativo siamo in grado di poter offrire un altro modo per poter conoscere, percepire il paesaggio, perché quando si progetta una ciclovia non è solo un aspetto, non è solo una progettazione, come dire, ingegneristica o architettonica di un nastro stradale che percorre un territorio, ma dobbiamo stare attenti a che cosa percepisce, a che cosa noi vogliamo che il ciclista, mentre pedala lentamente, perché l'altro elemento fondamentale è la lentezza, che ti consente di percepire il territorio, l'ambiente, l'insediamento, tutto ciò che circonda. E quindi diciamo che dal punto di vista anche nostro, di ricercatori e di esperti di questo tema, è sicuramente una tematica di grande interesse in questo momento, tenendo conto che ci sono tantissimi investimenti. Nel PNRR il governo italiano ha messo a disposizione 400 milioni di euro per realizzare il sistema nazionale delle ciclovie turistiche, 10 delle 10 ciclovie più importanti. Insomma, vivere il territorio significa questo, con una pedalata sostenibile, cioè alla portata di tutti. Ecco, questo suo volume come nasce e con chi lo firma? Esatto. Intanto lo firmo col collega Riccardo Palma del Politecnico di Torino, un architetto. Ci siamo conosciuti nell'ambito di una attività di collaborazione istituzionale che le nostre due università hanno svolto per conto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, proprio nell'ottica di pianificare la rete, il piano generale della mobilità ciclistica nazionale. Ed è stato un incontro particolarmente fruttuoso, perché nonostante nasciamo con due impostazioni diverse, un po' la mia tecnico più funzionale e quella sua architettonica, estetica e del paesaggio, abbiamo trovato una forte condivisione di come affrontare un tema che rispetto agli altri paesi in Europa e in Italia non è stato approfondito, e questo è l'aspetto importante. E quindi noi abbiamo pensato che mostrando alcune applicazioni che abbiamo svolto, alcune esperienze che abbiamo svolto in questi anni, possiamo dare un contributo ai professionisti, agli enti locali, ai ricercatori, per sapere come affrontare questo tema della pianificazione delle ciclovie di lunga percorrenza. Il libro è intitolato Paesaggi con biciclette, come abbiamo accennato, viene pubblicato da Accademia University Press di Torino nel 2022. Due le questioni più importanti: chi sono i collaboratori per l'Università di Cagliari, il nostro è un territorio variegato, e quali sono i due posti in Sardegna dove questo PNRR, l'intuito degli amministratori può trovare collocazione questa vostra
pianificazione. È chiaro che questo libro è a cura di, nel senso che sia io che il professor Palma abbiamo coinvolto tantissimi giovani ricercatori, giovani borsisti che grazie a questo libro hanno potuto vedere comunicate le loro attività di ricerca. Ma sapete che la Sardegna è stata un po' all'avanguardia in questo settore, perché è stata forse la prima regione che ha approvato il piano regionale della mobilità ciclistica nel dicembre del 2018, a pochi mesi dall'approvazione della legge nazionale che istituiva per le regioni e per lo Stato l'elaborazione del piano regionale della mobilità ciclistica. Questo ha consentito alla Sardegna di poter acquisire circa 60 milioni di euro di finanziamento per realizzare la ciclovia della Sardegna, che fa parte una delle 10 ciclovie del sistema nazionale delle ciclovie turistiche. E con questi soldi noi pensiamo di poter realizzare una ciclovia che da Cagliari arriva a Barumini, arriva a Oristano fino a Bosa. Questo almeno è il progetto di fattibilità tecnico-economico che ARST e Regione Sardegna hanno messo in campo per poter dotare anche la Sardegna di una possibilità di viverla, di conoscerla in modo diverso da quello tradizionale. Lei accennava ad alcuni dei player che fanno parte del progetto, della visione. Precisiamo meglio? Sì, allora, la Regione Sardegna con l'approvazione del piano delle infrastrutture nel 2015 aveva già inserito dei fondi per la realizzazione delle ciclovie e in quell'occasione aveva indicato che le ciclovie turistiche, quindi la rete delle ciclovie, sono un'infrastruttura strategica al pari delle altre infrastrutture, porti, aeroporti, quindi dandogli una valenza importante. Da quel momento in poi è iniziata tutta l'attività con la collaborazione dell'ARST, che è l'ente attuatore a cui la Regione ha dato incarico di realizzare tutte le attività progettuali e le attività di realizzazione delle opere, e poi Regione Sardegna, Salvato dei Lavori Pubblici e ARST hanno coinvolto l'università in un'attività di collaborazione istituzionale per intraprendere un tema di ricerca che per noi era importante, e quindi a noi è fatto piacere, così come ha fatto il Ministero, di coinvolgerci per poter dare il nostro contributo. In una battuta, perché si dovrebbe leggere il vostro libro? Si dovrebbe leggere il nostro libro, intanto è pieno di figure, quindi non spaventatevi, non ci sarà tanto da leggere, ma ci sono tantissime rappresentazioni. E poi per chi vuole approfondire un tema per capire veramente il ruolo che le ciclovie possono avere per essere un altro elemento di ristrutturare il territorio e in particolare di quei territori che oggi sono i più marginali, cioè quelli che hanno necessità di essere visitati, di essere coinvolti di più nelle prospettive di sviluppo, e di questo la Sardegna credo che possa giovarsene. Professor Fancello, paesaggi con biciclette con una visione, ristrutturare i territori, e accennava il professor Meloni anche ristrutturare i territori più dimenticati, più lontani dagli itinerari consueti e più battuti e dai sardi e dai visitatori. Qual è la sua visione? La mia visione è che certamente questo progetto e queste proposte che oggi andremo a presentare aiutano molto i territori nel migliorare un livello di accessibilità che soprattutto per i territori più lontani, interni alla Sardegna, non è ottimale, per usare un eufemismo. Allora il sistema ciclabile può diventare un'alternativa, non comparabile ma certamente un'alternativa, soprattutto per portare certi flussi turistici che viceversa dai sistemi tradizionali di trasporto vengono tagliati fuori. Noi immaginiamo c'è tutto un blocco di sistema turistico, c'è tutta una fascia di turisti che ama la bici e che si sposta in bici e che ama proprio entrare e andare a ricercare i territori un po' più dispersi, un po' più lontani. È quasi un colloquio che cercano, specie gli stranieri, un colloquio col territorio, con le aree e i luoghi magari dismessi, ricchi di un fascino storico. Assolutamente, non solo, ma si cerca di entrare in simbiosi con l'ambiente inteso in senso non solo ambiente
ecologico ma anche ambiente antropico, e quindi la bicicletta, l'uso della bici favorisce questo tipo di relazione, vuoi perché uno si sente immerso nella natura e quindi ne sente di far parte, vuoi perché anche le brevi distanze che si possono percorrere necessitano di fare frequenti stop e frequenti soste nei diversi paesi o nei diversi punti, e quindi questo crea delle relazioni. Dal suo punto di vista, quindi un trasportista, uno che sta lavorando adesso a progetti di continuità territoriale, di ottimizzazione nei porti, nei sistemi di logistica, eccetera, da questo punto di vista la bicicletta assistita, spiegano gli autori del libro Paesaggio con biciclette, può diventare l'attù, cioè permettere di avvicinare tanta gente che ha il terrore. La bicicletta è uno strumento straordinariamente bello ma faticoso da pedalare, invece quella assistita secondo lei è una variabile importante? Allora, devo dire che un pregio che ha questo libro e quanto viene qui presentato è che si dà al sistema ciclabile la dignità di sistema di trasporto, e quindi noi oggi stiamo assistendo in questo libro, ma anche attraverso i progetti che il CIREM ha fatto insieme alla Regione, al fatto che quando io penso alla bicicletta non penso solo a un sistema per lo svago, ma penso a un vero e proprio sistema di trasporto che può essere alternativo, che però deve essere trattato come sistema, quindi io devo pensare al mezzo, cioè alla bicicletta, devo pensare alle infrastrutture, cioè alle piste ciclabili, agli itinerari ciclopedonali, alle stazioni di sosta, devo pensare a come gestire questo sistema, quindi la possibilità di avere dei voucher che possono incentivare l'utente ad utilizzarlo. Finalmente devo dire da qualche anno si sta pensando in maniera diversa, quindi non più solo la bici come elemento di svago, ma la bici come un sistema di trasporto, e quindi quanto diceva lei, cioè la bicicletta elettrica certamente aiuta a vincere una delle resistenze principali, che è il tema della fatica e della distanza. Allora in quel caso diventa realmente un sistema di trasporto alternativo ad altri mezzi e sostenibile. Professore, il professor Meloni sottolineava che lei è un architetto, quindi facciamo che nell'immaginario collettivo rispetto a un trasportista come Italo Meloni, lei abbia portato quel guizzo di fantasia tecnica, me lo passa come termine? Sì, diciamo che può essere anche questa l'interpretazione. La questione di fondo è che le ciclovie sono delle infrastrutture, servono, quindi sono degli elementi funzionali, ma sono anche delle grandi architetture territoriali. Quindi vanno pensate anche attraverso la loro forma, la loro capacità di leggere la forma dei territori, la geografia, degli insediamenti, e quindi vanno viste con un doppio sguardo, sia dal punto di vista tecnico, quindi devono essere performanti, sicure, devono avere una serie di caratteristiche. Sostenibili, bravissimo, quindi anche dal punto di vista tecnologico, dei materiali, ma devono anche assolutamente essere disegnate in modo tale da essere delle grandi architetture lineari. Cioè, facciamo un esempio, per esempio, di come si disegna una ciclovia lungo una linea di costa, per esempio, il rispetto dell'ambiente, ma anche la capacità di leggere quella geografia. Allora, lei dal Politecnico di Torino, Italo Meloni dall'Università di Cagliari, un'isola e un territorio, il Piemonte, completamente diversi. Quali sono le analogie nella vostra analisi? Cosa vi ha unito? Allora, innanzitutto noi ci siamo conosciuti perché abbiamo collaborato con il Ministero dei Trasporti per degli studi per il piano generale della mobilità ciclistica. Qui ci siamo conosciuti, diciamo, a livello centrale. Dopodiché le analogie i territori sono diversi, a parte che la Sabaudia, no? Cioè, abbiamo la Sardegna, però diciamo dal punto di vista, ecco, sono territori ovviamente diversi, però c'è un aspetto metodologico che ci accomuna ovviamente, c'è questo approccio, no, che legge i territori per come sono fatti, per esempio il ruolo che hanno le infrastrutture storiche nel diventare ciclovie. Cioè, pensiamo a tutto il patrimonio di ferrovie dismesse, ferrovie minerarie della Sardegna. Questo è un tema che ci accomuna anche col Piemonte, no? con altre realtà. Allora anche quello, il tema di come recuperare queste infrastrutture, anche valorizzando nella memoria, e farle diventare oggi delle infrastrutture di mobilità attiva come devono essere le ciclovie. Chiedo anche a lei, Paesaggi con biciclette. È un titolo evocativo, straordinariamente azzeccato e anche funzionale, ritengo, ci avrete pensato un po' di ore. Perché un utente medio, uno che va in bici o che si appresta ad andarci o che ha una buona affinità all'idea di andarci, dovrebbe leggerlo? Ma allora l'utente medio può leggerlo perché, diciamo, al di là degli aspetti teorici che magari sono quelli più specialistici, però il nostro libro è una piccola
catalogo di progetti concreti che fanno capire come tutto il mondo delle ciclovie deve essere fatto da una serie di architetture, di infrastrutture e quant'altro. Quindi diciamo un libro molto legato anche alle figure, alle illustrazioni, quindi insomma è da leggere ma anche da guardare, insomma, da vedere. Ecco. Lei va in bici, professore? Io vado abbastanza in bici, sono un cicloturista e a questo proposito devo dire che in Sardegna ci sono venuto almeno una decina di volte a fare le vacanze con le borse e girare tutta la Sardegna. Il posto che le è piaciuto di più? Allora, insomma, è difficile perché Sardegna, uno dei vantaggi della Sardegna è che qualsiasi posto attraverso e ti fermi è bellissimo. Devo dire che la parte che mi piace di più forse è proprio questa del Sulcis Iglesiente, che sicuramente è una parte affascinante perché è una Sardegna ancora molto, molto verace, no? Molto ancora diciamo poco contaminata da un turismo che magari, ecco, adesso non voglio dire niente di così, però forse in Costa Smeralda, ecco, non mi ci trovo meno, va? Magari corre il rischio di essere investito da una Lamborghini. Tra l'altro questo può essere un rischio molto grosso, sì, che tra l'altro è uno dei temi fondamentali della sicurezza delle ciclovie. Credo che sia questo un primo aspetto da assicurare, anche per farle diventare non solo turistiche, cioè le persone che vanno a lavorare o vanno a scuola devono usufruire di ciclovie sicure, perché nessuno manderebbe suo figlio a scuola a farsi 10 km in mezzo a una strada o su una ciclovia progettata male, e questo è fondamentale. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. È sbarcato a Cagliari per la prima volta Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair, che ha presentato la Summer 2023 con il più grande operativo di sempre e l'offerta di 39 rotte, di cui 2 nuove con destinazione Göteborg e Genova, per un totale di 370 voli settimanali. La previsione per l'anno in corso è quella di confermare la compagnia low cost irlandese al primo posto nella destinazione da e per Cagliari, con un'offerta di 2.400.000 posti e molteplici collegamenti con Francia, Germania, Regno Unito e paesi nordici.
Eddie Wilson è il numero 1 di Ryanair ed è il generale di un esercito di 19.000 dipendenti in Europa. Sì, sono il generale di 19.000 persone in Europa, ma più in generale anche di 3.000 in Italia. Abbiamo 3.000 dipendenti diretti in Italia e stimiamo anche un indotto di 40.000 dipendenti. Quindi da questo punto di vista siamo la compagnia numero 1 in Europa, in Italia e anche a Cagliari. Siamo sbarcati in Sardegna nel 1998, questa è un'isola che ci ha dato tanto, abbiamo gli aeromobili, abbiamo la crescita e se c'è certamente qualcuno che può continuare a portare traffico, quello è Ryanair. Prima volta che viene il CEO del gruppo Ryanair, siamo particolarmente soddisfatti di questa presenza perché evidenzia l'importanza e il rapporto che c'è con lo scalo cagliaritano. Niente. Ci sono delle prospettive interessanti a livello internazionale, oltre che nel consolidamento a livello nazionale, con l'apertura di un nuovo potenziale mercato rappresentato dalla linea di Gothenburg, che per il Sud Sardegna è una vera novità. E questo 2023 sarà un anno di grandi investimenti e di grande lavoro per l'aeroporto di Cagliari. Sì, infatti avrete visto che ci sono grosse attività in corso. Stiamo recuperando i 2 anni di Covid che un po' ci siamo dimenticati ma ci sono stati, che ovviamente hanno rallentato le cose. Vorremmo presentarci nel miglior modo possibile per questa stagione e quindi abbiamo diverse attività, diversi interventi sia a livello della struttura interna sia sulle piste e quindi stiamo procedendo per farci trovare pronti, spero già per l'apertura delle vacanze di Pasqua. Da dove partiamo in questa giornata che vede l'amministratore delegato per la prima volta di Ryanair sbarcare a Cagliari? Beh, una grande sorpresa per noi, è un grande piacere, Eddie Wilson, il numero 1 di Ryanair che viene a trovarci a Cagliari e sicuramente questo dimostra il costante impegno di Ryan e il forte commitment della compagnia nella crescita delle loro operazioni. La conferenza stampa di oggi dimostra l'impegno, sfioriamo i 380 voli alla settimana, circa 40 destinazioni, ma soprattutto superiamo il numero di destinazioni internazionali rispetto a quelle nazionali, quindi devo dire una bella premessa per la prossima estate. Nella famiglia Sogar c'è anche soddisfazione perché è stato risolto il caso Alghero, lei Cronialetti l'aveva previsto. Diciamo che ci aspettavamo comunque che con una rivisitazione dei parametri del bando ci sarebbe stato sicuramente maggiore interesse da parte delle compagnie, siamo assolutamente contenti anche per gli amici di Alghero così come per Olbia, quindi adesso bisogna ripartire, rimettersi tutti intorno a un tavolo, gli aeroporti, l'assessore Moro, la Regione Sardegna e soprattutto la Commissione Europea per provare a sbrogliare il tema anche per i prossimi mesi. Ricordo che l'attuale bando di Alghero scadrà poi a ottobre di quest'anno, quindi siamo coperti per 8 mesi, mentre invece su Olbia e Cagliari arriviamo fino a ottobre del 2024, per cui anche per ottobre 2024 bisogna iniziare a lavorare ieri. Cosa rappresenta Ryanair nel progetto Vacanze della Sardegna? Ryanair rappresenta una certezza dei collegamenti delle destinazioni, soprattutto verso la Sardegna, ci dà una grande opportunità, è da anni che opera qui, da anni che porta gente. I numeri dal record vengono anche grazie a Ryanair, questo bisogna ringraziarli sempre. Poi questa sala porta fortuna, ogni volta che facciamo una conferenza stampa qui, chissà perché poi la stagione si riapre e la gente desidera venire in Sardegna, ma io sto tornando da Milano, dalla Bitti, un grande successo. Quest'anno sarà secondo me un altro anno da record, c'è molta attenzione verso la nostra destinazione, questa bellissima isola e Ryanair oggi dimostrerà ancora una volta che tutte le destinazioni internazionali che proporrà daranno un grande risultato di presenza qui in Sardegna, quindi bisogna solo ringraziare questi vettori, ovviamente diciamo sempre non ci basta, serve la certezza dei collegamenti tutto l'anno, abbiamo bisogno di garanzie per programmare il futuro della Sardegna, soprattutto nel settore turistico. Però piano piano stiamo migliorando le cose, vedete che ci saranno anche delle svolte storiche, il nuovo bando insomma ci darà più garanzie, qui adesso si stanno aprendo rotte, vedete che adesso per Milano e per Roma abbiamo la certezza per altri 8 mesi, stranamente e per magia arriva la primavera, o sta per arrivare la primavera e la Sardegna risorge. È sempre così, il vero problema critico storico della Sardegna, dei collegamenti è da ottobre
ad aprile, questo bisogna riconoscere, questo è il gap che bisogna superare. Non si può ogni volta arrivare a chiusura d'estate e poi ricominciare da capo, ecco. Però credo che col mio collega il Presidente stiamo facendo un buon lavoro e finalmente c'è una consapevolezza di come raggiungere un obiettivo. Non è facile, è un problema storico, però credo che ci siano veramente risposte importanti a questo settore grazie ai collegamenti. Ma l'assessore è stato anche a Sanremo, ha vinto Mengoni e Mengoni ha girato il video in Sardegna, a Piscinas. Come vedete, tante piccole circostanze che fanno sì che poi la Sardegna cattura attenzione. È stata una grande opportunità, io l'ho colta subito, a Sanremo avevamo oltre 400 metri quadri di area tutta blendizzata, sono arrivati da noi dai cantanti ai migliori giornalisti, insomma le persone importanti, hanno visto la Sardegna, hanno firmato autografi, insomma la Sardegna anche a Sanremo ha colto l'opportunità di promuovere la destinazione, quindi la promozione continua, è giusto farlo, non bisogna nascondersi, bisogna farne sempre di più, bisogna andare nel mondo per portare il mondo in Sardegna, non ci conosce nessuno altrimenti. Guarda, io ero a Riga per catturare il mercato lettone, con me c'era anche il responsabile David Cornialetti dell'aeroporto di Cagliari, dell'area commerciale, le persone, i tour operator e sia le agenzie di viaggio ci dice un assessore, ma come facciamo a promuovere la Sardegna se nessuno la conosce? Ecco. Questa è l'importanza di andare fuori a catturare il turista. Noi dobbiamo andare a proporre la Sardegna a casa loro e poi portarli qua. Io questo sto cercando di fare. Qui abbiamo avuto 3 tappe importanti, in Riga, in Lettonia, per catturare il turismo baltico, che è un turismo che viaggia nei mesi di spalla, quindi dobbiamo anche allungare la stagione. Poi siamo andati a Sanremo, un altro successo, e poi alla fine ieri si è conclusa la BIT con grande successo. Guardate, veramente sono soddisfatto. Stiamo cercando di far conoscere una Sardegna che possa vivere tutto l'anno e non solo i 4 mesi al mare. È uno sforzo, dobbiamo credere, ci serve anche il vostro aiuto, bisogna comunicare questo fatto qua, che è una Sardegna che veramente può farcela, ci vuole ottimismo, non siamo tra noi gli avversari, i nostri competitor sono altri e questo ormai credo che sia una questione acquisita. L'entusiasmo degli operatori turistici presenti ieri nel nostro stand è la testimonianza che la destinazione Sardegna è veramente richiesta. Però non può essere solo 4 mesi all'anno, solo per il mare. Stiamo proponendo altre forme di proposta turistica, di offerta turistica che piacciono, era solo una questione di cambiamento, di non offrire solo il mare. Ovviamente le nostre spiagge e il mare fanno la parte da leone perché l'80% del turismo per ora avviene solo per le coste, ma stiamo invertendo la rotta. Vedrete che grazie a tutti gli eventi e grazie a tante iniziative e investimenti fatti sarà una stagione bellissima, preparatevi. Vedrete e vivremo tutti assieme una bellissima stagione di grandi eventi in tutta la Sardegna, una Sardegna ricca di vita e di servizi. E per l'angolo della medicina questa volta abbiamo un ospite che esordisce, Pierluigi Annis, che è presidente di Federfarma Sardegna, quindi chi coordina le quasi 630 realtà di questo settore e parliamo anche di 1500 farmacisti in attività. Ben trovato dottor Annis, parliamo di quelli che sono i problemi che dovete affrontare oggi, perché in precedenza siete stati dei protagonisti straordinari della lotta al Covid. Bisogna ricordare che i pazienti, i clienti accedono come prima istanza sempre in farmacia, quindi tendenzialmente il farmacista risolve, oltre a esitare ovviamente i normali farmaci, risolve in prima battuta tutti i problemi che questi pazienti possono avere, dalla fase amministrativa fino al consiglio vero e proprio. Le faccio subito una domanda che interessa tantissimi telespettatori. C'è stato un momento in cui, presentandosi in farmacia con la tessera sanitaria, era possibile avere le proprie credenziali in rete. Poi questo discorso si è fermato. Perché? Ma c'è stato, diciamo, una piccola interruzione dovuta al fatto che c'erano degli accordi che erano in scadenza, quindi dovevamo rinnovare l'accordo con gli assessorati di competenza che, ricordo, erano 2
gli affari generali e l'assessorato alla sanità, si è trovato l'accordo per proseguire il servizio, anche se c'è stato, come ripeto, un piccolo vuoto, e adesso ci saremo in procinto di firmare il nuovo accordo ad aprile, ma prima di firmare l'accordo noi non interromperemo il servizio, quindi chi vorrà venire a attivare la tessera in farmacia potrà tranquillamente venire e le credenziali verranno date. Un'altra curiosità, sempre in campo telematico. Voi siete tra i più grandi assertori della ricetta elettronica. Voi e i medici non potete più farne a meno. Assolutamente sì, ormai la ricetta elettronica è una realtà e abbiamo visto che è una realtà che funziona benissimo, quindi bisogna anche ulteriormente implementare questa ricetta elettronica e arrivare al punto di non avere neanche il cartaceo, in modo tale che il paziente possa venire con la tessera sanitaria e ritirare le medicine di cui ha bisogno senza dover presentare promemoria, attaccare i bollini e avere così un servizio molto più snello. Quindi questa è una richiesta che voi fate come organizzazione sia a livello regionale ma assolutamente a livello nazionale al Premier Meloni, perché la proroga è stata per solo 12 mesi. Esatto, noi crediamo che in obiettivo c'è proprio questo, anche da parte del governo. Non è facile perché si tratta comunque di un annullamento di fustelle che comunque sono la carta digitale del farmaco, però io credo che se c'è la volontà anche molto velocemente si possa arrivare al risultato. Corre voce che voi insieme a pochi altri siete gli unici sul territorio regionale ad assicurare in maniera totale il servizio. Ma diciamo che la farmacia è un'istituzione che è presente sul territorio e quasi sempre, essendo familiare, a carattere familiare, conosce i pazienti e non li conosce solo per nome e cognome, conosce la storia dei pazienti, quindi per noi è qualcosa di quasi obbligatorio dare il servizio. Ecco perché noi anche nelle fasi più critiche ci siamo sempre, perché è come scontentare quasi un familiare. Quindi può accadere che in un piccolo centro della Sardegna manchi il medico di medicina generale, ma ci sia la farmacia. Sì, effettivamente in questo periodo poi ce ne siamo accorti un po' tutti, alcuni medici sono andati in pensione, non sono stati sostituiti e quindi ha creato grossi disagi ai pazienti. Fortunatamente le farmacie hanno cercato di non sostituire, perché non si può sostituire, ma alleviare questi disagi. Ecco. Come è cambiato il vostro lavoro nel corso degli ultimi 20 anni? È completamente cambiato, diciamo che noi siamo molto veloci a fare le rivoluzioni, cioè nel campo della farmacia noi siamo passati da staccare le fustelle a mano e attaccarle alle ricette del poligrafico, che sono quelle rosa, con l'attaccafustelle, quindi i punti, a leggere tutto elettronicamente. I software che ci sono in farmacia sono di altissimo livello, quindi di fatto il nostro lavoro di esitazione è cambiato, ma è cambiato soprattutto il lavoro dei servizi. Noi abbiamo visto che da quella legge del lontano 2009, la legge 69, che istituiva la farmacia dei servizi, che aveva dato una cornice a quello che si poteva fare in farmacia, si è spostato negli ultimi anni a avere delle gambe vere e proprie, e in epoca di pandemia si è visto quanti servizi hanno potuto dare le farmacie, dal classico tampone, che è stato quello più richiesto, ma esami di prima istanza, esami cardiologici, ovviamente sempre refertati da un medico. Quindi io credo che l'evoluzione della farmacia vada in quel campo, cioè la farmacia non sarà più un distributore, mero distributore di farmaco, ma anche distributore di servizi. Differenze fra la farmacia tradizionale e la parafarmacia? Sono due attività completamente diverse, perché la farmacia ha una convenzione ed è diciamo un'estensione del Servizio Sanitario Nazionale. La parafarmacia è per legge un esercizio di vicinato. Quindi, benché ci sia il farmacista, che è obbligatorio, ripeto, per esitare i farmaci senza obbligo di prescrizione, quindi senza ricetta, in realtà non deve sottostare a tutte le regole, anche molto stringenti, che le farmacie devono stare, sia per quanto riguarda la salute pubblica che per quanto riguarda l'organizzazione. Siamo alle conclusioni. Qual è la richiesta che voi fate in apertura d'anno, in questo 2023?
Ma la richiesta è proprio, o l'ho anticipato prima, è quello di aiutare la farmacia a diventare un vero e proprio terminale dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale, del Sistema Sanitario Nazionale. Diciamo che la farmacia dei servizi in Sardegna, essendo la sanità pagata dai cittadini sardi, non aveva dei capitolati di spesa, li avrebbe dovuto mettere la Regione Sardegna. Noi adesso siamo in interlocuzione con l'assessorato e con anche delle parti politiche proprio per avere una legge sarda della farmacia dei servizi che sia finanziata e che possa permettere soprattutto alle persone che vivono nella periferia di avere quei servizi che in città magari sono banali. E io parlavo prima di elettrocardiogramma, che è banale magari in una città come Cagliari, ma non magari in un paese come Las Plassas ad esempio. Questo per noi è il futuro anche della farmacia sarda. Ricordiamo che si parla tanto di spopolamento, ma lo spopolamento è dovuto anche al fatto che c'è una mancanza di servizio. Più noi diamo servizi alla periferia, più la gente tenderà in minor quantità a spostarsi verso le città e verso le coste. Un'ultima curiosità, questa è del cronista. È vero che il farmacista è il più grande amico degli anziani? Ma sicuramente sì, perché diciamo che l'anziano quando viene in farmacia non ha soltanto il bisogno di prendere il medicinale, ma anche di avere delle delucidazioni, di fare una chiacchierata, e il farmacista tendenzialmente l'anziano l'ha visto crescere, è diventato anziano con lui il farmacista, quindi è vero, le dico di sì. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.